Noi vogliamo un'Europa di investimenti comuni e vogliamo porre fine all'Europa dei paradisi fiscali, perché tanti paesi europei danno delle agevolazioni per cui le multinazionali pagano lo 0,005% di tasse ed è una vergogna davanti a imprese e lavoratori che sono tassati sopra il 40%. Ho poi rilanciato qui, proprio davanti, insieme agli operai e alle rappresentanze sindacali, la battaglia che stiamo facendo sul salario minimo. È una cosa semplicissima. La nostra legge dice: rafforziamo la contrattazione collettiva, eliminiamo in questo modo i contratti pirata e fissiamo un tetto sotto al quale neanche i contratti collettivi devono scendere. 9 euro all'ora, perché sotto i 9 euro è sfruttamento. Una legge semplice su cui raccogliamo le firme in tutta Italia, anche qui a Porcia, anche qui nel Friuli Venezia Giulia. Io invito tutti a firmare. Accanto a questo ci battiamo per il rinnovo dei contratti, perché davanti all'inflazione che ha mangiato il potere d'acquisto delle famiglie che fanno più fatica a fare la spesa, c'è bisogno di uno scatto in avanti. Quindi il PD, il nuovo PD, mette al centro la dignità del lavoro. È dispiaciuto che non tutta la segreteria aveva firmato per il referendum sul Jobs Act? Guardi, io per prima ho sempre detto che è un partito plurale e noi continuiamo a lottare per queste battaglie su cui siamo tutti uniti e compatti. Sul salario minimo, guardi, io sono orgogliosa di un partito che in tutta Italia sta insieme battendosi per raccogliere queste firme. Non è scontato, abbiamo vissuto altre stagioni. Questa lista di candidate e candidati alle europee è una lista particolarmente plurale, solida, compatta, fatta di competenze, passione, amministratori e anche società civile. Io non potrei essere più felice perché sto girando queste 100 tappe per l'Italia, siamo credo alla 44 forse oggi. È una meraviglia, cioè non c'è niente di più bello perché incontriamo le persone, ascoltiamo i loro veri bisogni, è un partito nuovo. Grazie. Grazie mille. Grazie.